Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, trionfo della SME con lo Jesolo, le prime parole in giallo-blu di Andrea Fantinato. Niente da fare per la pallacanestro Portogruaro sul campo della capolista Sacile. Nel volley il Bibione Mare cade anche a Casal Serugo. La pallavolo Concordia è a un passo dalla vetta. Questa settimana spazio anche all'atletica con il mini indoor di Portogruaro. Mauro Zanco ci ha presentato l'edizione 2017 della Marathon Valle Zignago. Tutto pronto a Concordia per lo Giulia Top Fight. Nella giornata dove a Trieste contro lo Jadran si è inchinata la capolista Oderzo, Jesolo ha fatto altrettanto, cadendo sotto i colpi di una Smackdown ritornata al successo dopo le sconfitte di Codroipo e Bueville. Alla fine tutto è stato deciso nell'ultimo periodo, ma sul neutro di Annone Veneto, campo al quale la SME è stata costretta per l'indisponibilità del Palamare, il match è stato segnato da un primo quarto giocato dai Caorlotti in maniera esemplare. Telemona che rompe il ghiaccio, ma poi sono i gialloblu a prendere subito il largo, trascinati dalle bombe di Dallovic, Bovolenta e Rubin, alle quali lo Jesolo riesce a rispondere solamente con un canestro di Ambrosin. Caorle, che presenta il suo nuovo acquisto Fantinato, guardia prelevata dal Castelfranco proprio a fine settimana, domina sotto i tabelloni, mentre la difesa aggressiva toglie il respiro ad uno Jesolo che in tutto il primo quarto segna solamente la miseria di 9 punti. Così Rubin e compagni dilatano ulteriormente lo score che alla prima sirena li vede avanti sul 22-9. La partita è comunque lunga e il quintetto di coach Guerra non si arrende. A rientro in campo è un canestro di Maestrello a dare la sveglia ai suoi, anche se la SME controlla senza particolare affanno, toccando anche il più 16 ad inizio di terzo quarto. Di Vario limato subito da 2 triple di Ambrosin e Zatta. Caorle, che non ha rotazioni tra i lunghi, va in difficoltà dopo l'uscita di Kresnar caricatosi di falli.
dando modo agli avversari di rientrare in partita sino a completare l'operazione a gancio sul 50-50 a 7-51 dalla sirena finale. Si prosegue poi punto a punto, Caorle prova nuovamente ad allungare, ma una tripla di Delle Monache riporta Jesolo sul 58-58, alla quale replica Fantinato, scavando questa volta il solco vincente perché il tiro libero di Ruffo non basta più a Jesolo per recuperare. Sì, ho letto di questa cosa del pronostico, a dire la verità non è che proprio eravamo così rassegnati a perdere questa partita e sulla carta era proprio così sbilanciata come da un punto di vista di quelli che potevano essere gli esiti dell'incontro. Diciamo che era una partita difficile, anche perché venivamo da due sconfitte, però avevamo bisogno di riscattarci e ci siamo riusciti. È una partita che avete iniziato a sprombattuto, poi avete sofferto nel finale. Abbiamo iniziato sicuramente bene e l'approccio alla gara era fondamentale. Come spesso ci succede, alla fine arriviamo un po' stanchi, ma soprattutto siamo stati condizionati dall'uscita di Blage, che sotto canestro si è fatto sentire, e quando è uscito per 4 falli ha concesso agli avversari di avvicinarsi, conquistando qualche rimbalzo in più. Avete presentato Fantinato, nuovo acquisto, arrivato proprio negli ultimi giorni della settimana, ed è subito stato un esordio alla grande. Sì, un bel esordio perché non era facile per lui entrare dalla panchina, aveva 2 allenamenti soltanto con la squadra e trovarsi subito in una partita punto a punto di questo livello non è semplice. Invece è stato perfetto, direi, sia in attacco che in difesa, e tra l'altro realizzando dei punti importanti proprio nei momenti in cui la palla scottava. Un campionato che ha offerto anche la sorpresa a Oderzo, che ha perso a Trieste. Sì, bisogna tenere anche conto che ogni squadra non può correre per tutto l'anno a 100 all'ora, qualche partita e qualche sorpresa ci sarà sicuramente, così come questa volta per lo Jesolo e questa volta per Oderzo. Prossima partita? Prossima partita è una partita fondamentale e importante. Lo sono tutte a dire la verità, ma quella con Codroi, con Corno di Rosazzo, così come le prossime con Padova e Mestre, sono partite che valgono 4 punti, conta anche la differenza canestri, e sono squadre che come noi puntano ai playoff, e quindi sarà da affrontare con molta attenzione. Dovremo giocare senza Bovolenta, che purtroppo si è rotto il naso. Però sì, ci concentreremo sempre su quelle che sono i nostri punti di forza, senza pensare troppo a quelle che possono essere le variabili che ci mettono in difficoltà. Andrea Fantinato, arrivato da Castelfranco, è subito un esordio di quelli veramente alla grande, è stata tu la bomba che ha deciso un po' la partita. Sì, l'importante per me innanzitutto era prendere confidenza un po' con la nuova squadra e trovare un po' di continuità anche con loro, visto che avevo fatto solo 2 allenamenti a settimana. È andata bene, la partita è stata molto intensa, e quindi ho trovato un po' di spazio anch'io come minutaggio. Tutto sommato è andata abbastanza bene. Da Castelfranco, squadra ormai virtualmente retrocessa, qui a Caorle, dove gli obiettivi sono ben diversi. Sì, sono ben diversi, infatti appunto cercavo di trovare una squadra che mi desse un po' di stimoli in più rispetto a quelli che c'erano prima. L'ambiente mi sembra un ambiente appunto molto stimolante e molto competitivo. Spero di poter dare anch'io il mio contributo in questa seconda parte di stagione. La Serie D invece ha regalato una settimana particolarmente intensa. Dopo le partite di domenica ha visto le squadre scendere nuovamente in campo nel turno infrasettimanale.
Per Portogruaro l'impegno era particolarmente arduo, dovendo affrontare avversari di prima fascia del calibro di Cusignacco e della capolista Sacile, mentre domenica il Paralovisa sarà di scena l'Aviano. I granata hanno esordito con una sconfitta sul parquet udinese per 84-71. È stata comunque una partita giocata a punto sino agli ultimi 4 minuti, quando Portogruaro ha pagato dazio dal punto di vista fisico. A Sacile invece non vi è stato proprio niente da fare, è finita 71-54. Troppo forte la capolista per chiunque, con l'ex Andrea Chiesurin in gran spolvero. Siamo reduci dalla pesante sconfitta di Sacile, dove abbiamo visto la nostra Serie D soccombere per 71-54 martedì sera. Si sapeva che era uno scontro molto, molto impegnativo e il campo lo ha dimostrato. La capoclassifica Sacile ha messo in campo la sua forza, il suo peso, i suoi muscoli, il suo talento e ha battuto nettamente i nostri ragazzi. Con 2 parziali di 24-12 ha segnato già un primo tempo nettamente a vantaggio dei padroni di casa, sui quali poi con un parziale all'inizio del terzo quarto ancora a loro favore hanno chiuso di fatto la partita. Il garbage time del quarto quarto è stato praticamente ininfluente ai fini del risultato, è servito solo per accorciare un po' il gap che i nostri ragazzi avevano maturato durante i primi 3 quarti. È la seconda sconfitta consecutiva, successiva a quella di Cusignacco, dove però i nostri ragazzi avevano ben figurato fino al 37esimo, giocandosi una partita alla pari contro un avversario tosto, ben dotato fisicamente, ma contro i quali Marcon aveva sciorinato una delle sue best performance nella sua carriera, con oltre 20 punti, rimbalzi, stoppate, tutto quanto serve per fare di un lungo un importante giocatore. Purtroppo non è bastato, abbiamo appunto subito una sconfitta anche a Cusignacco, però diciamo che non abbiamo compromesso il nostro cammino. Siamo in un'ottima posizione di classifica, al quinto posto a ridosso delle altre. Adesso avremo delle sfide importanti, a cominciare da Aviano in casa, per poi proseguire con Tricesimo e poi i 2 scontri con i fanalini di coda CBU e Gonars. Quindi sono 4 sfide molto importanti in cui vorremmo raccimolare dei punti che ci portino in una posizione di classifica per poi affrontare la seconda fase dei playoff in maniera da poterci giocare le nostre chance. Diciamo che i ragazzi sono carichi, stanno lavorando bene e quindi ci aspettiamo nel prossimo futuro, diciamo, un buon recupero e di assorbire queste 2 sconfitte consecutive con una reazione da cuore granata. In promozione invece il BVO a None Veneto si è imposto 70-60 su una pallacanestro fossaltese che, continuando di questo passo, vede a rischio anche l'obiettivo stagionale della partecipazione ai playoff. Il palinsesto invece ha messo a segno un gran colpo, fermando, dopo la capolista San Vito, anche Maniago, in tal modo contribuendo ad accorciare la classifica e a dimostrare di poter ambire anche a qualcosa in più rispetto alla sola salvezza. In Serie B invece pronostico rispettato tra la Polisportiva Concordia e il Ponzano Basket. Le trevigiane hanno dominato le concordiesi infliggendo loro un passivo di 40 punti. È finita 28-68. D'altro canto non era sicuramente questa una partita dove le biancorosse potevano sperare di potersi giocare le residue e forse remote speranze di ritornare in corsa per la salvezza. Ben diverso sarà domenica a Treviso, in una sorta di ultima spiaggia. In caso di ennesima sconfitta per le concordiesi non vi sarebbero davvero proprio più speranze di restare in un palcoscenico come la Serie B, che il campo fino a questo momento ha dimostrato sovradimensionato rispetto al valore del roster a disposizione di coach Mario Bianchi. Il fine settimana ha poi segnato nelle partite di tutte le nostre squadre giovanili del gruppo BVO, con la vittoria di larga misura dell'Under 20 per 77-44 nel campo di Zoppola. L'Under 18 Chions era ferma per hanno saltato questo turno settimanale.
L'Under 16 era ferma e recupererà, diciamo, la partita ai primi di febbraio, e poi abbiamo l'Under 15 che ha vinto largamente a Casarsa per 73-40, l'Under 14 ha perso a Favaro, l'Under 14 targata BVO SME, e l'Under 13, una delle due Under 13 ha vinto nel derby BVO ad Annone, mentre l'altra ha vinto in casa con Porcia. Sempre nell'insegna, diciamo, dei gruppi misti BVO. Ci sono buoni segnali, i giovani stanno migliorando, e la nostra filosofia è sempre quella di farli crescere all'interno delle nostre 4 società in maniera omogenea. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. E il weekend della pallavolo offriva l'ultimo turno del girone d'andata. Vincendo per 3-1 a Bolzano, Prata ha consolidato la propria leadership del torneo, allungando a 4 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che adesso è il Motta, che ha vinto con Bassano. Per il Volley Team Club Bibbione Mare era invece fondamentale vincere lo scontro in fondo alla classifica con la Duna Volley, in modo da poter guardare alla seconda parte di stagione con maggior fiducia. È arrivata una sconfitta al tie break che li condanna a chiudere all'ultimo posto. Sandonattesi per 2 volte avanti, dando l'impressione di avere in mano il match, ma poi recuperati dai padovani, soprattutto sfruttando l'efficacia del servizio che ha messo sistematicamente in crisi la ricezione veneziana. Al tie break è finita 15-13. In Serie C maschile non è andata meglio alla pallavolo Portogruaro. Dal campo della capolista Valsugana i biancoverdi sono usciti con una sconfitta per 3-0 venuta a confermare tutti i problemi di un sestetto che dopo un positivo avvio di stagione si è progressivamente involuto, entrando nel tunnel di una crisi che ha spinto i portoguaresi a 2 punti dalla penultima posizione. In riva all'Emene sorride almeno la Serie D femminile che ha liquidato per 3-1 il CUS Venezia, 3 punti oltremodo importanti che fanno emergere le ragazze di Pasqualino Speranza dalla zona play-out, dove invece è precipitata San Stino, che nell'ultima del girone d'andata ha osservato il turno di riposo previsto dal campionato.
In prima divisione invece continua la marcia della pallavolo Concordia. Le biancorossi hanno superato anche l'ostacolo Spinea, portandosi a 3 lunghezze dal vertice della classifica occupato dal tandem Bistuola e Volley Clodia, affrontatesi proprio lo scorso fine settimana in uno scontro diretto che ha visto prevalere le clodiensi. Sì, è stata una partita abbastanza facile, l'avversario non ci ha quasi mai preoccupato, il set che è stato perso da noi più che altro è stato perso per degli errori di troppo, ma insomma sono 3 punti importanti per continuare a marciare verso il secondo posto da confermare, insomma. Secondo posto, ma che a questo punto può diventare anche il primo, visto che la capolista ha perso ulteriormente terreno, adesso c'è un tandem in vetta. Sì, noi tra l'altro ci manca ancora una partita da recuperare che in questo momento è contro una delle 2 prime classificate, quindi ci fa ben sperare di poter raggiungere la vetta assieme alle altre. Poi la fase di ritorno sarà una fase da combattere partita su partita, perché questo è tutto il campionato che lo facciamo, quindi anche il ritorno sarà un po' così, insomma, sperando sempre nel non fare degli errori. Insomma, diciamo che squadra giovane probabilmente ha ulteriori margini di crescita per questo girone di ritorno. Sì, indubbiamente, la squadra è abbastanza giovane, ci sono stati degli inserimenti giovani e che comunque hanno dato dei buoni risultati. Speriamo che questi risultati siano comunque in fase di continuità e di crescita, quindi ben speriamo e ben ipotizziamo, insomma, di poter riuscire a ottenere un risultato finale positivo. Ecco, visto a questo punto tutte le avversarie, diciamo, quale sarà l'avversaria più diretta per il salto di categoria? È difficile da dirlo perché tra l'altro quest'anno il campionato è molto, molto tirato, ci sono 4-5 squadre che possono ambire alla promozione in Serie D, quindi effettivamente ogni partita con queste squadre è da giocarla e giocarle fino all'ultimo punto, quindi in questo momento ci sono 5 squadre che possono ambire il risultato, quindi il risultato poi è ben difficile da arrivare a capire già con chiarezza adesso. 110 giovani atleti in rappresentanza delle società di Atletica Marcon, Ceggia, Santa Maria di Sala, San Donà e Atletica Speranza hanno partecipato ad un appuntamento mini indoor che si è svolto al Palalovisa a Portogruaro. Si è trattato della prima delle 4 giornate del trofeo giovanile provinciale che vede impegnate ragazzi e ragazze in una sorta di triathlon che contempla salto in alto, lancio della pala medica e di 30 metri, oltre a percorsi gioco riservati alla categoria esordienti. L'organizzazione è stata curata dalla locale Atletica Speranza. Anche quest'anno siamo orgogliosi di ospitare le società della provincia di Venezia. Abbiamo un appuntamento oggi qui a Portogruaro e fra un mese un altro appuntamento a Concordia Sagittaria. Oggi partecipano circa 110 fra esordienti e ragazzi. Stiamo con le amministrazioni comunali lavorando per avere un po' di impiantistica, perché l'atletica dopo 20 anni di non partecipazione, non presenza sul territorio, stiamo cominciando a rilanciarla. È un'opportunità che vogliamo dare agli atleti, ai nostri ragazzi, collaborando con le altre associazioni, con gli altri sport presenti sul territorio. Oggi è un momento di festa, ma è anche un momento in cui abbiamo ricordato, un'oretta fa abbiamo fatto un minuto di silenzio per le vittime del terremoto, per le vittime dell'albergo di Rigopiano e per i ragazzi che sono morti nel rogo del bus che si è incendiato in autostrada. Ecco, è giusto secondo noi ricordare anche chi oggi non è qui a festeggiare con noi ma sta vivendo momenti di difficoltà. Questo non toglie che questi ragazzi abbiano diritto di avere un'opportunità che è l'atletica nel nostro caso. Comunque lo sport è importante, è stato ricordato prima dal responsabile del CONI territoriale che l'importante è che facciano sport, a noi non interessa quale, però se invitiamo ed educhiamo questi ragazzi a fare sport creano anche gruppo, creano comunità e avremo dei ragazzi migliori per un domani.
Ormai questo è il terzo anno di attività, è una società sicuramente in forte crescita numerica. Sì, noi ci stiamo provando, ovviamente il nostro obiettivo non è fare quantità ma è fare qualità. Questo significa che accogliamo tutti, però ci siamo messi un limite per quanto riguarda gli atleti che un istruttore deve seguire. Perché è facile in qualche modo attirare persone, attirare gente, perché i numeri fanno sempre bella figura, però a noi interessa che l'istruttore abbia il tempo, il modo e anche dia qualità a quello ai contenuti che passa ai nostri atleti. Dunque pian pianino stiamo crescendo. Non facciamo nessun tipo di pubblicità se non il passaparola tra le mamme e i genitori, siamo molto contenti. Qualcuno lascia perché per motivi di studio eccetera, però abbiamo un forte bacino di bambini, di esordienti dai 5-6 anni in su, e questo significa creare una cultura proprio dello sport e dell'atletica che, se Dio vorrà, ci darà anche qualche risultato, speriamo anche olimpico. Noi fin dall'inizio abbiamo fatto una convenzione, un'affiliazione con la Coin di Mestre, che è un grosso gruppo sportivo. Tra l'altro oggi ricordiamo anche Vittorio Coin, che ieri ci ha lasciato, uno dei promotori della Coin, insieme al padre Aristide. Abbiamo questo accordo che significa che se abbiamo qualche atleta che veramente ha voglia, ha le capacità e ha tutte le carte in regola per progredire, la Coin ci dà una mano con gli istruttori e anche economicamente, e questo è molto importante perché siamo ancora piccoli, siamo giovani, siamo inesperti, però abbiamo voglia di crescere. Siamo con il presidente della Sagitta Bike, Mauro Zanco. L'occasione è d'uopo per presentare la prossima Marathon Valle Zignago, che si correrà nel mese di aprile, con partenza sempre da Concordia Sagittaria. Al di là di questo ci sono molte novità in questa manifestazione. Sì, esatto. Allora, la prima novità più importante è che quest'anno siamo riusciti ad ottenere la prova del campionato italiano assoluto marathon, quindi si svilupperà su un'unica prova e quindi vedremo, diciamo, i vincitori indossare la maglia di campione italiano AXI. Per quanto riguarda il percorso marathon, come dicevo, ci sono delle novità molto importanti, non è l'unica. L'altra è rappresentata da un percorso extreme che si svilupperà su un chilometraggio molto più alto, circa 100 km, e l'abbiamo fortemente voluto per dare la possibilità a tutti i partecipanti, a chi vuole cimentarsi su una gara così impegnativa, di vedere quasi totalmente a pieno tutte le bellezze naturali del territorio, cosa che invece sui 60 km non riuscivamo mai ad inserire tutto. Quindi ci sarà un excursus da vedere Caorle, diciamo, dalla spiaggia che guarda Caorle fino a vedere Bibione, ovviamente è immancabile la Valle Zignago, ricordo sempre che è una valle privata di proprietà del dottor Pietro Marzotto. La partenza e l'arrivo è prevista come sempre a Concordia Sagittaria. L'altra novità è che tutta la logistica sarà a Concordia in centro, quindi ci saranno il classico pasta party, le premiazioni quest'anno saranno in centro. Ovviamente non possiamo dimenticare anche la pedrata ecologica, che quindi conferma la possibilità a tutti quanti gli appassionati di bicicletta, di mountain bike, ma insomma basta avere una bicicletta che possa cimentarsi su un percorso fuoristrada, per assaporare e per vivere, insomma, anche lì una domenica di piacere in mezzo alla natura, che speriamo ovviamente anche coronata da una giornata di sole come negli ultimi anni abbiamo avuto. E noi stiamo preparando tutto quanto, ovviamente il campionato italiano ci gratifica di un lavoro che abbiamo fatto negli anni. Speriamo, insomma, con l'impegno massimo che abbiamo fatto, insomma, di essere riusciti a portare ad un risultato sempre buono. Ma come dicevo, appunto, quest'anno ci aspettiamo veramente associazioni da tutta Italia, proprio per cimentarsi su un percorso che sarà ancora più impegnativo, ma che soprattutto delineerà il nuovo campione italiano 2017 Marathon.
Ecco, iscrizioni già aperte? Le iscrizioni sono già aperte, stiamo già ricevendo numerose iscrizioni, di questo insomma abbiamo piacere. Ovviamente fino all'ultimo giorno i conti si spera sempre di farli all'ultimo momento e che siano sempre soddisfacenti, ma diciamo che quest'anno la partenza dei primi giorni di iscrizioni ci fa ben sperare, perché stiamo già ricevendo numerosissime iscrizioni e moltissime informazioni di gente che vuole arrivare a Concordia da molto distante per appunto cimentarsi nel campionato italiano. Siamo in Palasport a Concordia Sagittaria, in campo si stanno allenando i ragazzi del basket, ma domenica qui tutto si trasformerà in una vera e propria arena di combattimento. Abbiamo accanto a noi Francesco Persico, responsabile dello Sagitta Fighters Team, sodalizio che organizza l'evento. Dunque Francesco, di che cosa si tratta nello specifico? Giulia Top Fight non è altro che una giornata dedicata allo sport da combattimento, dove si disputeranno una ventina di incontri circa dalle 5 alle 22:30, si avranno nelle varie discipline, si combatterà nel kickboxing, nel sandà, con atleti provenienti con le proprie scuole da tutto il nord-est. Questa è una giornata dedicata ai giovani per permettergli di ampliare le proprie esperienze, dove si svolgeranno discipline dal contatto leggero al contatto pieno e dove avremo qualche incontro per atleti emergenti orientati verso il professionismo. E anche per voi l'occasione di presentare agli appassionati concordiesi la vostra attività. Certo, e non solo, tutto questo è stato creato per renderci visibile e per rendere visibile lo sport da combattimento a tutta la comunità e dintorni, dove sperando che si possano appassionare ancora di più di questo sport e per un progetto che sicuramente sarà in crescita. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto.